Mister, valutiamo questo pareggio, ci si aspettava una reazione anche dal punto di vista caratteriale, che immagino e credo ci sia stata, la squadra ci ha provato fino alla fine. Sì, credo che ho sentito qualche vostro collega dire che è stato un secondo tempo molto più intenso del primo, quindi questa è dimostrazione che i ragazzi ne hanno, possono spendere, corrono, si sacrificano, si danno da fare e non hanno raccolto quello che era giusto che raccogliessero stasera. Però insomma sono stati bravi e di questo li ringrazio. È deluso per qualcosa in particolare? No, il calcio è fatto anche di ottime prestazioni e poi di risultati che non vengono, a volte si perde addirittura, quindi vivo da troppo tempo in questo ambiente per sapere come funzionano queste cose, quindi cerco di guardare il bicchiere mezzo pieno. Mi corregga se sbaglio, cose molto buone anche dal punto di vista della manovra, poi qualche difficoltà in fase proprio di concretizzazione lì davanti, è così? Ma l'Udinese si è difesa molto e bene, in qualche momento ci ha concesso qualcosa e noi siamo riusciti a creargli apprensione e difficoltà, si ha anche a che fare con gli avversari e l'Udinese è una squadra di assoluto valore, quindi credo che il Napoli stasera abbia dimostrato di essere sicuramente alla pari dell'Udinese, se non meglio. Di certo né lei né Donadoni vi siete accontentati perché ognuno dei due ha provato a vincere la partita, evidentemente è stato chiaro con le sostituzioni. Ma certamente quando mancava un po' di tempo alla fine abbiamo messo Isla che come caratteristiche più fluidificante di Zapata e Sanchez per cercare Isla terzino e Sanchez davanti con l'ode esterno di alzare un po' il baricentro. Ecco, abbiamo cercato di vincere, però abbiamo rischiato anche di perdere perché anche il Napoli ha avuto qualche occasione. Noi magari il gol l'abbiamo fatto però purtroppo non è andata bene, oggi siamo stati penalizzati noi. Ci deve mantenere fiduciosi questo tipo di prestazione perché dobbiamo essere consapevoli che partite di questo tipo possiamo farle anche fuori casa.